Noi abbiamo ascoltato le 6 regioni, le province, poi oggi voi, abbiamo ascoltato i mondi organizzati, venerdì e ferrofini, del mondo dell'impresa, del lavoro, del sindacato, del volontariato. La cosa che abbiamo ascoltato è che tutti vogliono che facciamo presto e che facciamo bene. Ci tengo a dire che lo statuto che noi vorremmo fare non è lo statuto della Regione del Veneto, non è lo statuto del Consiglio regionale del Veneto, ma è lo statuto della realtà della gente veneta. Ecco, noi abbiamo ascoltato prima 200.000 bellunesi in territorio bellunese, 400.000 nel mondo. Ecco, il Veneto ha avuto la fortuna di avere nel mondo degli ambasciatori di grandissima qualità e di grandissima visione di guardare avanti attraverso la fatica e il lavoro. Ecco, noi dovremmo saper interpretare queste aspettative che nascono in un momento di difficoltà. Se avessimo fatto lo statuto 10 anni fa non avremmo ascoltato le cose di oggi. Oggi le genti venete sanno di avere il diritto di pretendere che la filiera istituzionale risponda ai bisogni di oggi e non a quelli di ieri. E pretendono giustamente che la realtà istituzionale risponda con tempi rapidi a quelle che sono le necessità e le aspettative. Noi questo sistema non possiamo più permetterci. Comuni, province, la regione, lo Stato hanno bisogno di una filiera che sia in grado di garantire alla nostra gente, al nostro popolo, di essere in competizione con il resto del mondo come era saputo fare in questi ultimi 60 anni. Ecco, il compito che la Commissione Statuto cerca di interpretare e di far capire al resto del Consiglio, ma al resto della collettività, che può essere l'occasione perché insieme tutti noi dei livelli istituzionali comprendiamo questa obbligatorietà. Lo faremo meglio se lo faremo insieme, lo faremo meglio se voi spingerete i vostri rappresentanti. Qua prima li ho elencati, sono 4, potrebbero sembrare pochi nei confronti dei 60, ma hanno posizioni di rilievo, di importanza, hanno carature che gli consentono di svolgere un lavoro preziosissimo. Ecco, io vorrei che noi potessimo fra poche settimane, pochi mesi, tornare qua a dirvi che abbiamo fatto il meglio possibile per rispondere alle vostre aspettative. Grazie per l'impegno che metterete, non in quello che ci direte dopo, che è comunque importante, ma nell'azione che farete quotidianamente per convincere la collettività che abbiamo bisogno della Carta Costituente, che abbiamo bisogno del regolamento come strumenti per adempiere a quelle che sono le necessità di oggi. Grazie perché siete in tanti, grazie perché siete attenti, grazie per quello che ci direte, ma più ancora quello che farete nei prossimi giorni in questa direzione.